Oggi regaliamo abbracci gratuiti, free hugs, agli abitanti delle zone di Dolo che sono state colpite l'8 luglio scorso dal tornado che ha devastato praticamente tutto. Per chi non avesse visto abbastanza fotografie dai giornali su internet, la possibilità con questo servizio di vedere effettivamente la cattiveria di questo tornado pazzesco, che noi invece abbracciamo in maniera positiva, perché da qua si deve ricostruire. Qua Alberto, qua però. Dammi denaro questo. Ciao. Devo fare un pezzo di camminata? Allora, dopo il tornado c'è stata una solidarietà diffusa, variegata come mai potevamo immaginare. Un territorio che si è abbracciato verso le persone che hanno subito questo tornado, questa devastazione. Il fatto di abbracciarsi ha creato nuove idee anche per sollecitare l'attenzione da parte dei media rispetto al nostro caso. Oggi è un esempio, l'abbracciarsi, lo stare insieme, fare un piccolo e simbolico atto di ricordo ma anche di speranza verso il futuro, per una ricostruzione che sia degna di un paese come l'Italia, che ha bisogno di essere veloce, rispondere alle necessità dei propri cittadini e di essere concreto verso il risultato finale, insomma, di una nuova ripartenza. Ricordo che per il tornado molte persone sono state colpite in forme diverse, ci sono state famiglie che hanno perso completamente tutto, la casa, i ricordi, anche l'attività imprenditoriale, quindi c'è una ripartenza da zero da promuovere. Oggi sindaci, persone provenienti da tutte le zone, da diverse province sono qui per un atto simbolico. Dal lato simbolico dobbiamo passare alla concretezza. Abbiamo organizzato questo incontro di oggi per far sentire la nostra presenza anche fisica alle famiglie colpite dal tornado, oltre a tutto quello che è stato fatto come aiuti fisici, raccolta macerie e aiuti economici che in tanti stanno raccogliendo. Vogliamo far sentire proprio il nostro abbraccio fisico e andargli a far capire che siamo presenti, e ci sono anche dei rappresentanti delle famiglie che appoggiamo, che hanno deciso di associarsi per avere una comunicazione più diretta con gli enti, con i comuni, che hanno un po' paura di essere lasciati soli in un prossimo futuro, per cui li sosteniamo, gli siamo vicini e vogliamo portare più gente possibile a abbracciare fisicamente le persone. No, dai, Sicuramente, grazie, molto gentili. Grazie. Sì, ce la faccio. Grazie. È un bel gesto. se credi a noi no. Sì, adesso Dai. stiamo lavorando. Grazie. Puoi fare numero 1. Ok, della